Per quanto riguarda questi dati forniti da Unioncamere Veneto, ci sarebbe una timida ripresa, o meglio una timida inversione dei segnali di tendenza. Lei e chiedevano appunto la collaborazione delle istituzioni per rafforzare questa inversione di tendenza. Lei cosa risponde a questo? Cosa può fare la Regione? Ma rispondo innanzitutto che Unioncamere mi risulta che sia l'istituzione che si deve occupare di questo. Noi facciamo la nostra parte, che è quella di essere presenti con i fondi di accesso al credito, con i finanziamenti per la garanzia al credito, tutta una serie di iniziative, 10.000 pratiche in 2 anni, non mi sembrano poche, a favore di imprese. Dopodiché i consigli li ascoltiamo da tutti, per carità, però mi viene sempre da chiedere, prima di chiedere qualcosa a qualcuno, chiedi cosa fai tu per la comunità. Sull'evasione, Presidente, come mai si parla sempre di evasione fiscale e mai, la CGIL per prima, parla di evasione dal lavoro, che pure nel pubblico impiego in particolare raggiunge picchi strepitosi? Ma cosa intendi per l'evasione dal lavoro? Chi prende lo stipendio senza lavorare. Allora, il tema di chi prende lo stipendio senza lavorare, se io ne fossi a conoscenza lo licenzierei, e quindi non ho una dimensione rispetto alla nostra realtà. Se qualcuno ha notizie però che qualcuno prende lo stipendio in regione e non ci viene a lavorare, non fa altro che scrivermi, ho già fatto tante denunce, ne aggiungo una. Patto di stabilità invece prima dicevate che è inevitabile non sforarlo, cosa si attende da Premier Letta? Il governo Letta dovrebbe prendere atto che i virtuosi vanno premiati. Per premiare i virtuosi vuol dire anche avere il coraggio di allentare i cordoni del patto di stabilità a favore di regioni come la nostra, il Veneto, che è assolutamente virtuosa, che paga 18 miliardi di tasse all'anno a Roma e queste non tornano sul territorio. Ma guardi, io parteggio e sono al fianco del fatto che Italcementi resti in Veneto, che questa occupazione rimanga concreta per i veneti, per il Veneto, e stiamo parlando di 400 posti di lavoro. Devo anche dire che la grande preoccupazione viene dal fatto che Italcementi rischia di andare via per tutta una serie di pastorie burocratiche e di altre discussioni. Noi vogliamo che le attività in Veneto ci restino e non che scappino o peggio ancora che chiudano.